Maura Veronese, sindaco di Portoviro, candidato sindaco di Portoviro. Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale che è stata lunga, faticosa. Ti sei anche divertita o ti eri divertita più le altre volte? Sì, è stata una campagna elettorale come tutte le campagne, come tutte le campagne elettorali, insomma, sicuramente faticosa, chiaramente a tratti divertente e posso dire lunga, anche un po' lunga, non pensavo, però è stata sicuramente un po' lunga. Sì, mi sono divertita, insomma ci si diverte sempre perché insomma poi fare politica si sa, è anche questo, c'è proprio anche una componente insomma di questi momenti, cioè del fatto di andare tra la gente, anche di raccogliere molto di più il contatto e le istanze delle persone che ovviamente, soprattutto in questi ultimi 2 anni, per chi come me ha affrontato la pandemia, ha affrontato proprio i momenti di emergenza, non ha potuto sfruttare appieno, insomma, come invece era successo nei primi 3 anni di governo. Quindi insomma sì, una campagna elettorale che tutto sommato insomma non facile, però insomma le cose facili credo non divertano. Dopo 5 anni al governo della città, ti aspettavi di trovarti questi avversari? No, 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 allora io l'ho detto anche durante la serata della presentazione, ho fatto una domanda alla serata della presentazione a Silvia Gennari perché credevo fosse lei la candidata naturale e in quell'occasione ho detto Silvia, ti hanno rubato il posto. E credo comunque insomma sia chiarissimo a tutti che la lista numero 2 nasce esclusivamente perché Comune di Portoviro si avviava ad una lista unica, perché insomma questo è, e quindi visto che si avviava una lista unica c'è stato qualcuno che da qualche anno era abituato a pescare nelle buche e qualcuna che invece si è montato un po' la testa, che ha deciso di fare la lista numero 2. Insomma ognuno poi adesso da oggi in poi, anzi fino ad oggi ha giocato le sue carte e continuerà a giocarle fino al 12 giugno. Questa campagna elettorale ha incontrato, immagino, tanta gente. Qual è stata la domanda che ti ha sorpreso di più fra quelle che ti hanno fatto? Ma in realtà la domanda, non ci sono state molte domande. Una signora ieri mi ha chiesto: e voi cosa promettete? Io sono rimasta così, ho detto: signora, scusi, non ho capito. Vede, lei mi ha già risposto in maniera corretta, perché chi promette vuol dire che poi non fa nulla. Questa è stata, ma era una domanda credo trabocchetto di questa signora. Però invece sai, una cosa che mi ha stupito è che soprattutto tantissime persone magari non giovanissime mi dicevano: io ti conosco perché ti ho amiche in Facebook. E questa è una cosa che io insomma pensavo che il mondo social fosse una cosa comunque prerogativa magari di quelli un po' più giovani, invece ho trovato tantissimi signori con i capelli grigi che insomma mi seguivano da lì e insomma erano contenti di conoscermi perché mi seguivano da lì. Una cosa, il 12, il 13, perché poi lo scrutinio si fa il 13, a metà del pomeriggio del 13 ti confermano sindaco di Portoviro, è la prima cosa che fai? Tocca ferro tranquillamente. La prima cosa che faccio, sicuramente, vabbè, ovviamente il festeggiare con chi in queste settimane non mi ha mai fatto mancare il suo sostegno, e sono tantissimi amici perché io, l'ho stato detto anche in queste settimane, io ho avuto la fortuna in parte, però insomma anche la costanza di costruire una lista civica, che è la lista civica che parte dal 2014, fatta da tanti amici e tante amiche, e tutti questi amici e amiche mi sono stati vicini nel successo del 2017, mi sono stati vicini nelle prove di questi 5 anni, e quando insomma si è iniziata la campagna elettorale sono tutti scattati al richiamo insomma alla chiamata alle armi, e quindi insomma credo di dover ringraziare tutti loro per questo, quindi sarà dedicato sicuramente a loro. Hai 30 secondi, gli ultimi di questa campagna elettorale, per convincere uno del Portoviro che ancora ha dei dubbi a votarti. Io credo che la gente dovrebbe votarmi perché, come ho detto prima, non ho nulla di promettere di esaltante o di non realizzabile. Mi deve votare perché sono la Maura, perché di fatto insomma così è come mi conoscono tutti, e perché insomma credo di non aver mai fatto mancare a nessuno e alla città in particolare il mio impegno in questi 5 anni, 5 anni in cui insomma il mio impegno è stato profuso quotidianamente tutti i giorni, senza mai riservarmi e senza mai risparmiarmi. Insomma, io ci ho sempre veramente messo la faccia, a differenza di altri. Grazie e in bocca al lupo. E che
crepi il lupo. Grazie.